Si è chiuso con l'assoluzione totale del dottor Roberto Rigoli e della dottoressa Patrizia Simeonato, protagonisti assoluti della triste stagione del Covid, il processo per i cosiddetti tamponi rapidi, nato da un esposto del microbiologo Andrea Crisanti che sosteneva la scarsa attendibilità del tampone utilizzato a Treviso per la prima volta dal dottor Rigoli e poi adottato dall'intera regione Veneto. Il dottor Roberto Rigoli e la dottoressa Patrizia Simeonato al tempo dei fatti erano coordinatori delle microbiologie del Veneto e direttore generale di Azienda Zero, assolti perché il fatto non sussiste dal giudice del Tribunale di Padova Laura Chillemi. Il dottor Rigoli è innocente, spiega l'avvocato Giuseppe Pavan, legale del medico. È risultato con assoluta evidenza, dice, non è stato nemmeno necessario finire il processo. Quando nel corso del processo dell'istruttoria dibattimentale risulta già evidente, prima di arrivare alla fine, quindi deve essere un'evidenza assoluta, la palissiana, l'innocenza dell'imputato, il giudice può decidere di stoppare e dichiarare subito l'innocenza dell'imputato, anche per ragioni di economia processuale e soprattutto perché anche il processo è una sofferenza. Il dottor Rigoli è innocente, è risultato in maniera assolutamente evidente. Non è stato nemmeno necessario finire il processo. Erano stati ascoltati soltanto una parte dei testimoni che avrebbero dovuto dimostrare la responsabilità del dottor Rigoli. Che cosa si è acclarato? Si è acclarato che il dottor Rigoli si è comportato durante la pandemia in modo corretto ed assolutamente professionale, senza mai risparmiare le sue energie e contribuendo anche in maniera decisiva alla salute pubblica. Abbiamo quindi un sentimento di soddisfazione. Si unisce anche un sentimento di tristezza però, perché il nostro legislatore ha fatto molti sforzi per fare sì che vadano a processi soltanto i procedimenti che lo meritano ed invece qui è andato a processo una contestazione che era destituita di ogni fondamento in fatto ed anche scientifica. Il dottor Rigoli ha dovuto subire, e la sua famiglia, un processo mediatico che ha causato importanti sofferenze. Questo non potrà mai essergli restituito.